Benvenuti anche oggi ad un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Dal 2 marzo cambiano le abitudini per i cittadini dell'azienda sociosanitaria Veneto Orientale, che d'ora in avanti potranno accedere e scaricare il proprio referto tramite un semplice click. Si tratta del progetto Veneto Escape, che ha l'obiettivo di estendere a tutte le aziende venete la gestione informatica dei referti. Vediamo il servizio di Mauro Zanutto. Sindaco e Presidente della provincia, una nuova possibilità, una nuova evoluzione tecnologica per San Donà e non solo, migliorerà la vita agli utenti questa cosa? Ma sicuramente sì, bisogna prendere atto che oggi l'informatizzazione ci aiuta sotto molti punti di vista, penso a quando è entrata in comune con i certificati anagrafici, stati famiglia, residenza, penso ai nostri ragazzi all'università e quindi che questo possa giungere anche nella sanità io credo sia un risultato assolutamente eccezionale, frutto di un progetto che è anni che la Regione Veneto ha avviato e che oggi finalmente vede inclusa anche l'ASL numero 10 e quindi ridurre o meglio togliere quel tempo che il cittadino utilizzava per andare a ritirare un referto che poi significava mettersi in macchina, chiedere dei permessi al lavoro, andare magari in coda, aspettare allo sportello, magari anche vivere l'ansia di dover attendere un risultato che è quello del referto del laboratorio. Io credo che questo se lo si può eliminare semplicemente digitando un codice nel nostro computer è un risultato che va colto con grande soddisfazione. Credo che con un minimo sforzo potremo tranquillamente estendere questo a tutti i cittadini del comune di San Donà e mi auguro anche della provincia. Ma ha un'importanza doppia vista la sede, è una sede che d'estate ospita circa 16 milioni di turisti, quindi il referto online innanzitutto per i cittadini veneti, ritirarne una comodità, c'è un risparmio di circa 12 euro fra costi diretti e indiretti, quindi per i cittadini in generale, che vale a livello regionale circa 72 milioni. Se poi colleghiamo anche l'indotto del turismo, diamo l'opportunità a chi d'estate viene a godere di questa splendida cornice di poter ritirare i referti qualora avesse fatto appunto delle analisi nell'ambito sanitario dell'US10. Che vantaggi avrà l'azienda e l'utenza? Ma soprattutto vantaggi sono rivolti al cittadino che avrà la possibilità di scaricare i referti senza dover fare code agli sportelli, senza dover rivolgersi fisicamente agli sportelli, ma comodamente da casa, da un computer di casa, lui, un parente, potrà avere accesso immediato a quelli che sono i suoi referti di laboratorio. Abbiamo sentito anche che ci saranno altre novità che riguardano la tecnologia all'ASL 10. Beh, siamo nel pieno di una rivoluzione di quella che viene definita l'information technology. Siamo a un buon punto di modernizzazione, altri passi restano da fare, noi dovremo collegare i medici di medicina generale in rete, avverrà tra breve, in accordo con le associazioni dei medici di medicina generale, anche questo sarà un passo in avanti, ma già fin d'ora se c'è l'autorizzazione del cittadino paziente, il medico potrà acquisire i dati dei referti e poi trasmettere anche delle prescrizioni direttamente online all'azienda.